Dottor Silvio Roberto Regis, segretario generale regionale FIMG. Le cure primarie a rischio causa tagli. Qual è la situazione? Quali sono, insomma, i punti di domanda su una questione che riguarda tutti i cittadini? Noi abbiamo preso atto rispetto a un articolo apparso sul Corriere della Sera, sì, del Corriere del Veneto, che il Presidente Zaia ha rilevato che potrebbe appalesarsi una difficoltà nella realizzazione del progetto, peraltro anche lui ha affermato, condiviso con i medici di famiglia, relativamente a eventuali tagli derivanti dalla nuova finanziaria. Quindi quello che noi vorremmo segnalare come campanello di attenzione rispetto sia al nostro Presidente che alle forze politiche che siedono nel Consiglio regionale, di tenere presente la rilevanza della riorganizzazione delle cure primarie. La sua opinione sulla medicina H24? Al di là che di fatto è già esistente, stiamo parlando di un miglioramento e di andare più verso un'assistenza di qualità a domicilio del paziente, quindi sicuramente ha una grande valenza assistenziale. Non di meno noi riteniamo che, essendovi l'opportunità di assunzione di personale, in un momento storico come l'attuale, credo che varrebbe sia come risorsa assistenziale che come welfare.